Dove il legno ancora vive. A Montecchio Maggiore ad Alte Ceccato, dove incontriamo l'azienda Montagna Fratelli Srl, una segheria specializzata in segati di latifoglia nobile ad altissima qualità per prodotti di nicchia. Noi altri sono oltre 50 anni che siamo sulla piazza, che siamo sul commercio del legno e l'evoluzione è stata veramente anche repentina, d'accordo? Siamo partiti con un movimento così familiare di piccole movimentazioni e poi sempre con l'aiuto del padre, è stato lui che ha fondato l'azienda, siamo cresciuti così nel tempo. Come sta andando il lavoro? Diciamo, non vogliamo essere pessimisti, stiamo ancora lavorando discretamente. Abbiamo sentito un po' la crisi, poi grazie a certi lavori che ci sono aperti abbiamo un po' sviluppato e integrato quello che è venuto a mancarci dalla falegnameria, la carpenteria e pavimentisti sono quelli che ci sostengono oggi come oggi. E poi il commercio in genere, quindi le relazioni con commercianti, con i tranciatori. Quali sono le difficoltà del vostro lavoro? Beh, anche a reperire anche del materiale. In modo particolare del materiale buono, veramente stanno diminuendo le essenze di un tempo, quindi non abbiamo più tipo il ciliegio, tipo il noce, ma comunque poi la difficoltà burocratica è la prima che veramente ci sta attanagliando, perché tra tasse, super tasse e via dicendo, veramente dobbiamo fare i miracoli per stare in piedi. Questo è un noce nazionale, addirittura della nostra zona, quindi è un noce di colore molto apprezzato, in modo particolare già da qualche anno, che da 10 anni era un po' andato in disuso. Preferivano il noce biondo. Adesso si è capovolta la situazione, solo che di noce così, di colore, se ne trova dalle nostre parti molto poco, quindi bisogna andare forse in Serbia o quelle zone, in Pakistan e quei paesi là per trovare oramai sto noce qua. Poi oltre a questo abbiamo i cedri, gli olmi, le rovere, il tiglio e il castagno, quindi il castagno dei Dolomiti, molto buono ancora, e poi ulivo, abbiamo segato una bella partita di ulivo di diametro e anche come lunghezza molto buono. Cosa si potrebbe fare per ridare vitalità e corretta remunerazione alla filiera del legno? Ci vorrebbe non dico una frenata, ma che la gente tornasse, dopo aver visto l'insuccesso di quei mobili lì, perché è un insuccesso, spendi poco mai poco, di ritornare al mobile massiccio, al mobile di una volta. Durava anche nel tempo, spendi qualche cosa in più, però hai un mobile che intanto lo gusti. Se uno va a mettere un mobile come una volta di ciliegio, di noce, di olmo, via dicendo, hai un quadro in casa, hai una cosa sempre bella da vedere e da gustare. Quindi ci vorrebbe far crescere ancora l'artigianato,